Coach Pozzecco, a proposito di finali, una è stata portata a casa, no? Quella coppa, però si continua, perché? Perché domenica è l'ultima della regular season di LBA, arriva Cantù, partita da prendere con le molle perché è una signora squadra, ma è anche un punto di, come posso dire, non di arrivo, ma di ripartenza per questa tua squadra che non finisce di stupire. Sì, non mi stupisce più, nel senso che o mi stupirà per tutto il resto della mia vita, nel senso che abbiamo raggiunto qualcosa di straordinario e non mi stupisce più perché li vedo allenare, li vedo negli occhi, li guardo negli occhi e mi danno questa nettissima sensazione, che non è più una sensazione ma ormai è un dato di fatto, di essere persone straordinarie, giocatori straordinari. E io lo dico sempre, poi prima di essere un giocatore sei una persona, ed è la qualità che questa squadra ha a livello umano che la contraddistingue. Secondo me, ho allenato precedentemente, non sono uno degli allenatori più esperti della Serie A, però ho allenato in diverse situazioni e l'unica analoga a questa è dove ho allenato Basile, Solani, Anicevic, tre campioni. Il fatto di vedere delle similitudini con giocatori di questo calibro vuol dire che, poi soprattutto rispetto a giocatori molto più giovani, insomma vuol dire tanto, ecco. Chimica di squadra, questa è la parola che io definisco e amo, perché? Perché noi seguiamo gli allenamenti e vediamo anche come partecipi agli allenamenti. Questi sono ragazzi, come hai detto tu, in primis grandi professionisti e seri, però la domanda che si fanno tutti, ma sono stanchi, non sono stanchi? E meno male. Ma sai, Ico, alla fine ci sperano tutti, no? Le partite le vedono, la gente preparata, allenatori, addetti ai lavori, vedono una squadra in palla, una squadra che gioca con grande solidità e tutti sperano che questa cosa finisca perché è normale che sia così, perché sei preoccupato eventualmente poi di doverci affrontare e tutti sperano e secondo me sono anche poi, forse anche giustamente, convinti che questa nostra parabola, che secondo me ha dello storico, finisca e da lì in poi inizino a sorgere problemi che non ci permetteranno di giocare nello stesso modo. Può essere. E comunque, chiusura, Coach Pozzecco, dovresti essere felice perché finalmente, grazie a te, abbiamo una rivelazione, Jack Cooley. Che stronzo che sei. Ma a me fa un po' riflettere, ma io non ce l'ho con nessuno e in questo momento vivo talmente bene che faccio fatica anche ad incazzarmi, però è anche vero che la pallacanestro deve crescere, deve migliorare. Io non so chi sia stato quello che voglio dire ha dovuto fare queste liste, a parte che secondo me le liste non dovrebbero neanche esistere, perché io posso avere un'idea completamente diversa e pensare che l'MVP sia Renato Nicolai e quindi ho il diritto di mettere Renato Nicolai come MVP e quindi nessuno mi deve forzare a scegliere fra 4-5 giocatori. E poi non abbiamo capito, quando ti sei descritto braccia in concerte, abbiamo delle foto compromettenti di te in panchina che salti a 2 metri di altezza. Ciao coach. Ciao Ico.